Bene, le onde elettromagnetiche quindi sono fenomeni in cui vedete c'è un rapporto abbastanza facile fra la frequenza e la lunghezza d'onda, l'elemento che sta a rappresentare la costante di proporzionalità inversa è c, che è la velocità della luce. C sta per la parola latina celeritas, perché è la velocità per eccellenza. Quindi quando ho a che fare con la propagazione delle onde elettromagnetiche nel vuoto ho questo rapporto molto facile e quindi sono in grado di passare dalla frequenza alla lunghezza d'onda in maniera molto semplice. Basta conoscere c, che è circa 300.000 km al secondo. Bene, le onde radio, come vedete, hanno lunghezze d'onda superiori al millimetro, hanno frequenze inferiori a 300 GHz. Quando voi maneggiate, che so, alla radio, cercando di sintonizzare qualche canale, voi sapete che tipicamente ci sono due bande importanti, quelle in modulazione di frequenza e quelle in modulazione di ampiezza. In modulazione di frequenza si ragiona su bande di frequenza del centinaio di megahertz, quando invece si va in modulazione di ampiezza si ragiona in termini di gigahertz. Bene, le microonde sono sui 300 GHz. Bene, come funziona il forno a microonde? Il forno a microonde ha un elemento che si chiama magnetron che emette delle microonde sulla base di un principio fisico che adesso non vi sto a raccontare perché è un po' complesso. Però sappiate che c'è un oggetto che emette microonde. A quale frequenza sono queste microonde? 2,45 GHz. Che corrispondono a una lunghezza d'onda molto precisa, che è 12,24 cm. Tenetelo bene a mente questi 12,24 cm. Questo significa che la lunghezza d'onda della microonda che gira all'interno del forno è di 12 cm. Bene? 2,45 GHz sono frequenze confrontabili a quelle dei telefoni cellulari. Bene? O anche a quelle che vengono usate per esempio nei ripetitori wifi, o anche a quelle che vengono usate per questi dispositivi. Anche questi viaggiano su queste lunghezze d'onda. Bene, questo è il motivo per cui ci possono essere, però non dovrebbero esserci, delle interferenze fra i vari dispositivi quando è in funzione del forno a microonde. Però perché non dovrebbero esserci? Adesso lo vediamo subito. Cosa succede? La parete, come è fatto il forno a microonde? C'è la sorgente di microonde che emette microonde. Queste microonde vengono incanalate all'interno del vano cottura, che è quello spazio che ha tutte pareti metalliche. Ci avete fatto caso, no? Sono tutte pareti metalliche, verrebbe da dire tranne una, perché c'è la finestra davanti. Bene? Quella parete lì è una parete in cui c'è un vetro, però in realtà non c'è solo un vetro. Non so se ci avete fatto caso, ma se la guardate da vicino, in realtà c'è una griglia dietro il vetro. Questa è una griglia metallica, i cui forellini vi permettono di vedere all'interno, perché voi riuscite a vedere all'interno quello che state cuocendo all'interno del forno a microonde, ma di che dimensione sono questi forellini? Sono di 12 cm? Sono molto molto più piccoli, bene? Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da quei forellini le microonde di 12 cm non possono passare, perché sarebbe come voler far passare, che so, un pallone da spiaggia da un buchino come questo. Le microonde sono lunghe così, 12 cm. Il forellino è così, non c'è proprio verso che un oggetto così passi da un forellino così. Bene? Questo è il motivo per cui potete stare tranquilli, cioè da lì le microonde non escono sicuramente. Se però avete dei dubbi, perché vi possono anche venire dei dubbi, io ho paura del forno a microonde, non lo uso, provate a usarlo mettendo davanti allo sportello del forno a microonde un bicchiere d'acqua, temperatura ambiente, e metteteci un termometro da cucina nell'acqua. Fate partire il forno a microonde, aspettate un po' di tempo e andate a controllare la temperatura dell'acqua, del bicchiere fuori dal forno a microonde.
Se la temperatura è rimasta inalterata, potete stare tranquilli. Vuol dire che non è passata nessuna microonda fuori. Se la temperatura è aumentata, vuol dire che il forno a microonde può avere qualche cedimento e quindi magari è meglio cambiarlo. Come funziona qual è il principio di funzionamento del forno a microonde? Il principio di funzionamento del forno a microonde è questo. Cosa riscalda il forno? Riscalda l'acqua. Nuovamente, prima si parlava della pentola a pressione, dove bolliamo l'acqua. Il forno a microonde fa sostanzialmente la stessa cosa, con un meccanismo completamente diverso però. Mentre nella pentola a pressione l'acqua viene riscaldata con una sorgente di calore in basso, è quella la fiamma, nel forno a microonde si ha questo processo particolarissimo connesso alla struttura della molecola d'acqua. Come è fatta la molecola d'acqua? La molecola d'acqua è costituita da 2 atomi di idrogeno e da 1 di ossigeno. Sono disposti in maniera triangolare, fanno un triangolo a questa maniera, qua c'è l'ossigeno e qua c'è idrogeno e idrogeno. Bene. Ora si dà il caso che l'ossigeno, che l'atomo di ossigeno, sia un po' più amico degli elettroni dell'idrogeno. Quindi la molecola di acqua, in realtà, anche se è neutra, è un piccolo dipolo elettrico, cioè è più negativa, è un piccolo magnetino sostanzialmente. È più negativa dalla parte dell'ossigeno e più positiva dalla parte dell'idrogeno. Cosa succede? Se io mando un'onda elettromagnetica addosso a questo magnetino, a questo dipolo, i fisici lo chiamano un dipolo, perché sono 2 poli, uno positivo e uno negativo, se gli mando un campo elettromagnetico su questo dipolo che fa? Cambia, cerca di riorientarsi a seconda del segno del campo elettrico che gli passa accanto. Bene, meccanismo fisico semplicissimo. Gli faccio passare un campo elettrico che cambia continuamente. Con quale frequenza? Con quei 2,45 GHz di frequenza. Quindi questo qui cerca di cambiare l'orientamento 2 miliardi di volte al secondo. Bene. Ora immaginatevi voi tutta la quantità, tutte le molecoline di acqua all'interno di un alimento, e questo vi dice anche quali sono gli alimenti che possono essere cotti nel forno a microonde. Se voi ci mettete la frutta secca, vi rimane secca e non si riscalda perché non c'è l'acqua. Bene? Se voi ci mettete invece un bel pezzo di carne appena scongelato, è chiaro che questo, oppure lo volete scongelare, è chiaro che il forno a microonde svolge egregiamente la sua funzione, perché lavora sull'acqua. Il meccanismo è molto semplice. Che succede? Il forno a microonde agita le molecole di acqua. Queste molecole di acqua però sono a contatto all'interno dell'alimento con tutte le altre molecole che vanno a costituire l'alimento, proteine, grassi e tutte le altre cose. Bene, a forza di andare a cocciare le une contro le altre, è chiaro che aumenta l'energia interna della sostanza e per i fisici l'aumento di energia interna della sostanza corrisponde a un aumento di temperatura. Proprio perché questo continuo urto è come se io mi mettessi a fare così di continuo 2 miliardi di volte al secondo, immaginatevi voi, è chiaro che a parte mi rompo le nocche, però alla fine il processo è che me le riscaldo. Bene? È un po' come fare a questa maniera. Quando avete freddo, con le mani, che fate? Ve le strusciate. Esatto. E lì, a livello microscopico, è la molecola di acqua che struscia contro un'altra molecola. Funziona esattamente alla stessa maniera. Quindi si riscalda perché la molecola di acqua gira così. Bene, le microonde vanno quindi a impattare queste molecole dipolari. Anche alcuni grassi sono dipolari, quindi lavorano anche su questo. In quale contenitore si deve mettere l'alimento? Lo posso mettere in un contenitore metallico? Ovviamente no, perché il contenitore metallico ha la proprietà dell'aereo metallico, riflette le microonde. Quindi se voi mettete
che so, volete riscaldare un alimento, lo mettete in un contenitore metallico, lo ritirate fuori e non è successo niente, anzi rischiate di rompere il forno a microonde, perché queste microonde da qualche parte devono andare a finire e se continuano a girellare all'interno del vano di cottura senza essere assorbite dall'alimento, a un certo punto si rincanalano nel luogo da dove vengono e quindi ritornano indietro e vanno a danneggiare il magnetron. Bene, allora che succede? Succede questa cosa qua. Voi andate a riscaldare l'acqua, andate a fare a cuocere l'alimento in questa maniera. Qual è la differenza fondamentale fra la cottura a microonde e la cottura con la pentola a pressione? La cottura con la pentola a pressione è una cottura disomogenea per sua natura, perché io ho un punto di riscaldamento che è in basso e devo riscaldare un volume di acqua molto grande. E il riscaldamento dell'acqua si ha dall'esterno, cioè prima si riscaldano gli strati esterni, quelli in basso, e poi via via quelli interni. Nel forno a microonde succede esattamente il contrario. Il forno a microonde va a riscaldare, a seconda della potenza delle microonde, gli strati più interni. Questo è il motivo per cui a volte, che so, un cibo riscaldato nel forno a microonde vi può sembrare ancora freddo, ma in realtà poi lo andate a tagliare e sentite che all'interno è molto caldo, perché le microonde hanno riscaldato i tessuti interni e non sono riusciti ad arrivare a quelli interni. L'ultimo punto che vi volevo trattare stasera è questo dei fluidi viscosi. Vi dicevo poco fa all'inizio che in realtà in cucina noi usiamo salse, maionesi, creme spalmabili, diciamo tantissime sostanze che hanno diciamo una caratteristica fondamentale, quella che è, come si dice, la resistenza allo scorrimento. Questa resistenza allo scorrimento i fisici la chiamano viscosità. Tutti voi sapete com'è diversa l'esperienza di, che so, toccare dell'acqua o di toccare del miele. Perché? Perché l'acqua vi scorre nelle mani, o l'olio per esempio, vi scorre nelle mani, il miele invece ve le fa scorrere con maggiore difficoltà. Questo in maniera qualitativa che cosa vi dice? Vi dice che il miele ha una viscosità maggiore dell'acqua e l'acqua ha una viscosità maggiore dell'olio perché l'olio è più scorrevole, va bene? I fisici chiamano questa proprietà viscosità. Ci sono tante cose interessanti che si possono dire sulla viscosità. Provate per esempio a immaginarvi se al posto dell'acqua noi volessimo far scorrere le tubature del miele, per l'appunto. La viscosità che cosa è? Quindi è anche una caratteristica connessa alla pressione che uno deve applicare per far scorrere il fluido all'interno della tubatura. Bene, i fisici come la misurano la viscosità? La misurano così, prendono uno strato di fluido e ci passano sopra anche una mano o anche uno strumento che permette di misurare qual è la forza che uno deve applicare per spostare la mano di 1 centimetro o di 10 centimetri o di 1 metro sopra lo strato di fluido. Maggiore è la forza che si deve applicare, maggiore è la viscosità del fluido. Bene, la viscosità è una caratteristica molto interessante da studiare per tanti motivi. Sul miele è un esperimento che potete fare quotidianamente, si possono fare delle osservazioni molto belle, molto interessanti in termini, proprio per andare a valutare quali sono gli effetti della viscosità. E una delle domande che uno può farsi quando ha a che fare con il miele è perché si arrotola su se stesso. Ve lo siete mai domandati perché il miele si arrotola su se stesso? Beh, se voi prendete dell'acqua, l'acqua cade, va, diciamo, appena arriva a toccare l'altra acqua che è già sul tavolo o per terra, si spande, bene? Viceversa il miele
è talmente viscoso che fa una montagnola. Bene? Allora che succede? Succede che via via che io faccio calare il filo di miele su altro miele, il miele non trova spazio libero, ma trova la montagnola di miele che si è formata. Allora le forze viscose che cosa fanno? Da un lato la forza di gravità fa sì che questo continui a accadere e quindi se non trova spazio sopra la montagnola si sposta un pochino. Però le forze viscose cercano di riportarlo indietro, proprio perché in realtà quel filo di miele è tutto tenuto insieme, non è come la goccia d'acqua che cade un po' per volta. L'avete visto, no? L'avete sperimentato tranquillamente. Se fate calare un po' di acqua, prima cade a gocce e per raggiungere il filino dovete far raggiungere un certo flusso. Il miele invece, quando lo fate calare dall'alto, fa il filettino. Bene? Ed è difficile proprio staccarsi per riuscire a rimettere da parte il cucchiaino. Bene, quello che succede è proprio questo. La forza di gravità fa cadere il filettino di miele, lo fa spostare un po' perché non c'è spazio lì, le forze viscose lo ritirano indietro. E questo fa sì che il miele si arrotoli su se stesso, esattamente come fa per esempio una fune. Se voi prendete una corda di canapa o di quello che è, e mettete un'estremità a terra e l'altra estremità in alto e la fate cadere, vedete che la fune si arrotola, cioè fa a spirale su se stessa. Questo percorso qua è quello che i fisici chiamano di minima energia, ovvero è il percorso in cui il miele o la corda, che è solida, il miele è fluido e la corda è solida, impiegano meno energia a cadere. Quindi questo è interessante perché dimostra che la natura è economica, cioè non spreca energia inutilmente. Bene, noi abbiamo questo arrotolamento proprio perché il miele cerca di disperdere minore energia possibile.